Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Precipita in un dirupo, morto un escursionista sessantenne sulle Madonie. Non si piegò alla mafia a Palermo la commemorazione per il 45° anniversario dell'omicidio di Piersanti Mattarella. Alcuni giorni fa la notizia dell'identificazione dei 2 killer per anni rimasti ignoti. La Catania ha scassinato per l'ennesima volta l'Infopoint di Piazza Duomo. Esigue il bottino, ma grave il danno di immagine per la città in un luogo sulla carta che dovrebbe essere super sorvegliato. A Licata violenti scontri tra tifoserie fuori dallo stadio nel prepartita contro la San Cataldese. Coinvolte le forze di polizia, 4 agenti e un carabiniere sono rimasti feriti. A Catania è inaugurata la nuova pista ciclabile di via Domenico Tempio. Oltre 200 ciclisti hanno provato il nuovo tracciato, in testa il vice sindaco La Grega. La Befana viene di giorno, le vecchiette con la scopa hanno attraversato via Etnea, cariche di dolci per i più piccoli, accompagnate da musica e artisti di strada. Calcio in Serie C, Catania rimontato e battuto per 3-2 a Benevento, solo 0-0 nel posticipo tra Trapani e Picerno. Ancora buonasera, apriamo con una notizia di cronaca. Un escursionista sessantenne palermitano è morto cadendo in un dirupo sulle Madonie. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano per recuperare l'uomo precipitato per una ventina di metri. L'uomo faceva parte di un gruppo che era partito da Piano Zucchi quando per cause in fase di accertamento è scivolato volando da un salto di roccia e finendo contro i massi sottostanti. L'incidente è avvenuto in una zona particolarmente impervia con neve e ghiaccio a circa 1400 metri di altitudine. I soccorsi partiti da Piano Battaglia, non senza difficoltà, mentre calava il buio, sono riusciti a raggiungere il luogo dell'incidente mortale per organizzare il trasporto della salma. E adesso ci occupiamo della giornata di commemorazione a Palermo e Castellammare per Piersanti Mattarella, l'ex presidente della regione siciliana, ucciso 45 anni fa dalla mafia. Un anniversario segnato dalle nuove indagini della procura di Palermo sugli esecutori di quel delitto deciso da Cosa Nostra. Emanuela Corsi. È un bellissimo segnale. Fare luce su questo gravissimo fatto di sangue, che è un fatto di sangue tanto più efferato e tanto più importante perché non ha segnato solamente tragicamente la storia della Sicilia, ma direi la storia del nostro paese, in anni peraltro particolarmente bui. 45 anni fa moriva in un agguato mafioso Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana. Palermo ha ricordato il politico con una cerimonia commemorativa in Viale Libertà, a pochi passi dal luogo in cui un killer lo freddò con colpi di pistola calibro 38 mentre era alla guida della propria Fiat 132 per recarsi a messa assieme alla moglie, alla figlia e alla suocera. Alla cerimonia hanno partecipato il figlio Bernardo e i nipoti dell'ex presidente della regione, assieme ai rappresentanti delle istituzioni. Un anniversario segnato dall'importante svolta nelle nuove indagini della procura di Palermo, che ha individuato i 2 esecutori di quel delitto deciso dalla cupola di Cosa Nostra. Rimane un punto nero della nostra democrazia, del nostro sistema istituzionale, il fatto che dopo 45 anni non si sia fino in fondo accertata tutta la verità giudiziaria e storica. La regione siciliana rinnova il proprio commosso omaggio a una figura straordinaria che ha rappresentato un faro di integrità e coraggio nella lotta contro ogni forma di illegalità, ha detto il presidente della regione Renato Schifani. Giornata di commemorazione anche a Castellammare del Golfo, dove Mattarella è nato ed è sepolto. Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese, la procura di Palermo li indica come i componenti del comando mafioso che 45 anni fa ha ucciso il presidente Mattarella, ma le indagini non sembrano ancora concluse, si cercano complici e autori di possibili depistaggi. Orazio Longo.
Ci sono due nomi, Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese. Loro, secondo la procura di Palermo, avrebbero composto il commando che il 6 gennaio di 45 anni fa ha ucciso l'ex presidente della regione Piersanti Mattarella. Madonia avrebbe sparato, Lucchese avrebbe guidato l'auto. Entrambi sono all'ergastolo. Fine della storia? Forse no, perché i magistrati con gli investigatori della DIA stanno continuando ad indagare per cercare di ricucire i pezzi mancanti e capire se del gruppo di fuoco facessero parte anche altri cosiddetti cristiani riservati, persone insomma di poche parole ma feroci, al soldo dell'ex capo di Cosa Nostra, Totorrina, già condannato come mandante del delitto. Ma non solo Cosa Nostra potrebbe esserci di mezzo. Se nulla si sa di quel guanto trovato nella Fiat 127 usata per l'agguato e poi scomparso magicamente dagli atti dell'inchiesta originaria, suggestioni provengono invece dalla proiezione di ombre nere legate a depistaggi e forze occulte. Ad esempio, qualcuno riferì di avere notato nei pressi dell'attentato una Land Rover che sarebbe stata uguale a quella dell'ex poliziotto conosciuto come Faccia da Mostro, che fu per anni sospettato di essere legato ai servizi segreti deviati. Poi ci fu l'indagine che vide Giusva Fioravanti e Inar nell'occhio del ciclone. La colpa di Fioravanti, completamente e definitivamente assolto, sarebbe stata quella di assomigliare in gioventù ad Antonino Madonia. Ma il filo del terrorismo legato alla mafia non è scomparso del tutto dalle ipotesi investigative. Lo stesso Pino Arlacchi, già vicepresidente della commissione antimafia, ad Avvenire a Repubblica racconta come lo stesso Falcone fosse convinto di essere a un passo dalla verità sull'omicidio Mattarella e mette a confronto l'assassinio del presidente della regione con la strage di Bologna, avvenuta 8 mesi dopo, insieme ad alcuni delitti che sarebbero stati anomali per la sola mafia, delitti che Arlacchi definisce di sistema, legati alla politica e a quelle forze occulte di cui parlò il cardinale Pappalardo. Insomma, ci sono due nomi, ma forse dopo 45 anni la storia non è ancora finita. A Catania scassinato per l'ennesima volta l'Infopoint di Piazza Duomo. Il bottino è stato esiguo ma grave il danno d'immagine per la città in un luogo che sulla carta dovrebbe essere super presidiato. Il servizio allora di Tonino De Mana. Questa volta hanno colpito al cuore di Catania e lo hanno fatto per pochi euro. Ignoti hanno scassinato l'Infopoint turistico di Piazza Duomo sotto il muro perimetrale di Palazzo degli Elefanti, uno dei luoghi più presidiati della città. Eppure, nonostante la presenza di vigili urbani, carabinieri, polizia e esercito, qualcuno è riuscito a scardinare l'ingresso dell'ex edicola per arraffare il denaro. Poco, come detto. È stato rotto con una violenta effrazione questo elemento, come se fosse una gioielleria che contiene preziosi. Noi siamo un infopoint di guide turistiche, ci sentiamo feriti nel profondo come categoria professionale. Noi regaliamo mappe. Non è una gioielleria, ma è stata presa di mira 3 volte in meno di un anno, segno evidente che qualcosa dal punto di vista della sicurezza non funziona. Siamo arrivati, abbiamo avuto questa bella sorpresa. Noi qui dentro ci lavoriamo, cerchiamo di dare il maggior possibile aiuto e servizio a tutti i turisti che vengono qua a Catania. Siamo nel cuore della città, quello che è la zona più vista, più visitata, più abitata, più di tutte, e questo è quello che succede purtroppo. Veramente è una cosa indicibile, non sappiamo più cosa fare. Io ho mandato anche un messaggio privato al sindaco affinché sappia di questo terzo danno che abbiamo subito. Esiguo il bottino. La speranza è che almeno le telecamere dei sistemi di videosorveglianza in Piazza Duomo riescano a fornire elementi utili alle indagini. Grande tensione invece nel prepartita tra Licata e San Cataldese in Serie D. All'esterno dello stadio le tifoserie si sono scontrate violentemente, coinvolgendo anche le forze di polizia. 4 gli agenti feriti, tra loro anche un carabiniere. Il servizio di Davide Sardo. Caos e violenza, è questa la scena che si è presentata ieri pomeriggio all'esterno dello stadio comunale Dino Liotta di Licata. Le tifoserie di Licata e San Cataldese, squadre del campionato di Serie D, note per la loro accesa rivalità, si sono affrontate con un lancio di sassi che ha ben presto coinvolto le forze dell'ordine. A rendere la situazione ancora più grave è stato il lancio di alcune bombe Molotov contro gli agenti impegnati nel garantire l'ordine pubblico lungo Corso Argentina, poco prima del calcio
calcio d'inizio. Durante gli scontri un funzionario della polizia è stato ferito alla testa mentre cercava di contenere i disordini. Altri 3 agenti ed un carabiniere hanno riportato lievi ferite. Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, la tensione è rimasta alta. Durante l'intervallo della partita è stato necessario schierare un cordone di polizia in assetto antisommossa nel settore ospite dello stadio per prevenire ulteriori episodi di violenza. Le autorità stanno indagando per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili. Si prevede l'adozione di provvedimenti disciplinari e misure più severe per chi sarà ritenuto colpevole. Il 2025 appena entrato fa subito salire i prezzi, nessun settore è escluso, tra i più alti il caffè e il burro, ma anche l'olio d'oliva rischia di diventare un bene di lusso, previsti aumenti invece anche per luce e gas, il servizio. Dai pedaggi all'energia elettrica al gas fino alla spesa alimentare, il timore per i rincari è già partito. Secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, il 2025 appena iniziato porterà in media un aggravio dei costi di 912 euro annui a famiglia. Dalla batosta non è escluso nessun settore, a partire dalla colazione per esempio. Lo zucchero, a dire il vero, è l'unico bene della tavola che non subirà rincari, ma il caffè, secondo Qui Finanza, la qualità robusta ha già registrato un aumento dell'83%, l'arabica del 48%, assieme al burro aumentato del 48% in 3 anni, secondo Assoutenti, e ora a 8 euro al chilo. Al cacao più 50% nel 2024 e alle nocciole sono tra i prodotti in lizza impennata. Le previsioni per il 2025 tra inflazioni, condizioni meteorologiche avverse e stagnazione dei mercati non sono promettenti. I rincari sono previsti per i pedaggi più un 8%, mentre gli autotrasportatori rischiano di pagare un conto più salato a causa dell'aumento delle accise sul diesel. Sul fronte luce, secondo ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, è previsto un rincaro del 18% della bolletta della luce per la fascia dei cosiddetti clienti tipo, mentre sono in aumento le quotazioni all'ingrosso del gas. Anche le tariffe RC Auto continuano a crescere. La siccità che ha colpito il sud inciderà negativamente sui prezzi dell'olio d'oliva, ma sono in aumento anche i costi del latte, dei formaggi, della carne e dei cereali. In Sicilia anche crisi per l'agricoltura, si riducono i campi coltivati e i raccolti sono inferiori al consueto. La siccità compromette anche il settore degli agrumi perché i frutti sono più piccoli e pagati dunque a prezzi ridotti. Il servizio di Veronica Barbarino. La siccità in Sicilia raccoglie i suoi frutti. Le superfici coltivabili e i raccolti sono sempre meno e a pagarne maggiormente le conseguenze sono gli agrumi. Questi frutti necessitano di molta acqua per crescere, pertanto arance e limoni risultano più piccoli rispetto agli anni passati. La qualità e il gusto è sempre lo stesso, restano comunque prodotti di eccellenza, ma nel mercato vengono valutati meno perché ritenuti poco appetibili alla vista. Ne consegue un impatto disastroso per le imprese agroalimentari. In Sicilia è concentrato il 60% della produzione degli agrumi in Italia e in questi anni si parla di un calo delle superfici coltivate di oltre il 20% secondo i dati ISMEA. Il problema è distribuito in maniera piuttosto omogenea, con alcune situazioni più critiche, come per esempio nella piana di Catania, l'area siciliana di coltivazione più vasta, e la zona di Agrigento, in cui la siccità ha avuto conseguenze particolarmente acute. Nel contempo è aumentata la concorrenza dovuta all'importazione e all'acquisto di agrumi provenienti da altri paesi. L'anno scorso sono state importate quasi 200.000 tonnellate di arance, un terzo delle quali dalla Spagna. Il cambiamento climatico quanto alla gestione delle risorse idriche nel 2025 fa più paura di quello dell'anno scorso e le associazioni di categoria richiedono di affrontare questa emergenza con una visione di lungo termine che integri interventi immediati con strategie di adattamento e mitigazione. A Catania oggi è stata inaugurata la nuova pista ciclabile in via Domenico Tempio nella zona del porto. Oltre 200 ciclisti hanno provato ufficialmente il nuovo tracciato, in testa a tutto il gruppo anche il vice sindaco La Greca. Il servizio. Si è fatta attendere per mesi, è stata al centro di interrogazioni e polemiche, ma l'Epifania, che tutte le feste porta via, regala a Catania la nuova pista ciclabile realizzata sulle vie Colombo e Tempio. Per l'occasione raduno di buon mattino in Piazza Duomo, tra i primi ad arrivare il vice sindaco La Greca e l'assessore Petralia.
finalmente realtà e finalmente il centro storico di Catania è collegato alla sua playa con un percorso ciclopedonale che darà l'opportunità a chiunque voglia utilizzare un mezzo alternativo alla macchina, sia la bicicletta, sia un monopattino, sia a piedi, per poter raggiungere comodamente la playa. Una pista ciclopedonale che rappresenta una grande soluzione dal punto di vista della mobilità. Passeggiata cicloturistica fino al boschetto della playa e ritorno. Questo è il passaggio a Faro Biscari. Volti sorridenti, saluti e cenni d'intesa. Diciamo che dà un'opportunità a chi viene dalla parte del mare a entrare in città senza problemi con la bicicletta. Dovremmo posteggiare la macchina e andare in bici. Certo, qua ci sono gli attraversamenti di cui non se ne può fare a meno. È un po' pericolosa perché sembra un percorso a ostacoli con gincane a destra e a sinistra. Vabbè, ma bisogna fare attenzione, rispettare il semaforo. Qualcuno riscontra anche delle criticità. Con tutte queste ondulazioni del terreno è molto simpatica e ci si diverte. L'unico problema è un po' respirare lo smog. Io noto due criticità: il fatto che l'autorità portuale cederà 10 metri lungo tutta la via Domenico Tempio e quindi forse si poteva pensare un'alternativa come sede, e l'attraversamento alla zona qua del tondicello del Faro Biscari, che chiaramente creerà degli intasamenti inevitabilmente durante l'estate. Oltre 200 i partecipanti, tra loro una delegazione di poliziotti e vigili urbani a testare e battezzare la nuova pista ciclabile. E dalla bicicletta alla scopa cambiamo mezzo di trasporto, perché oggi, giorno dell'Epifania, c'è stata una parata di Befane in via Etnea a Catania. Le signore con la scopa hanno portato caramelle e dolcetti a tutti i bambini che le hanno salutate, e tantissime le famiglie che hanno partecipato alla classica festa del 6 gennaio. Il servizio di Desiree Ferlito. A Catania la Befana viene di giorno per portare via tutte le feste appena trascorse. Le iconiche vecchiette in scopa hanno attraversato la via Etnea cariche di dolci per tutti i bimbi, accompagnate da musica, acrobati e artisti di strada. Siamo pronti a portarvi tanto carbone se siete stati monelli o caramelle. Siete bravi, dipende. Noi lo sappiamo cosa avete fatto. Attempate, notoriamente non belle, si distinguono per arguzia, un po' di cattiveria e poteri magici. Ai bimbi a volte fanno un po' paura, ma tutti li aspettano per avere in dono dolci e fare un bilancio della loro condotta. Caramelle e cioccolatini. E carbone? No. A te carbone? No. Niente carbone? No. E quindi sei stato bravo? Sì. E carbone? Niente. Quindi sei stato bravissimo? Sì. La Befana già ha fatto la calza e ha chiuso la calza e si è dimenticato il carbone, quindi non l'ha messo perché già ha chiuso la calza. Quindi tu te lo meritavi un po' di carbone forse? Sì. Carbone? Quello dei bimbi monelli te l'ha portato? No, quello zuccherato. E quindi sei stato bravo? Sì. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Gammazita e realizzato con il contributo del Comune di Catania nell'ambito delle iniziative natalizie promosse dall'Assessorato alla Cultura. Tantissime le famiglie che hanno affollato la via Etnea, approfittandone per trascorrere l'ultima giornata delle feste prima del rientro a scuola previsto già per domani con i loro bambini. A Fiumefreddo invece le Befane hanno preso il treno, arrivate cariche di dolcetti per tutti i bimbi che le attendevano festanti alla stazione. E oggi è anche il giorno in cui si comincia a smontare il presepe, ma evidentemente a Siracusa qualcuno ha pensato di smontarlo prima perché il bambinello del presepe non c'è più. La triste scoperta è stata fatta dai volontari della Protezione Civile ROS, appunto di Siracusa, che nel pomeriggio hanno trovato appunto la capanna sguarnita, appunto priva del bambinello. Il presepe era stato allestito nelle grotte della Balza a Cradina. Oggi erano andati lì per fare una preghiera. Già qualche giorno fa il bambinello era stato sottratto per poi essere ritrovato nelle vicinanze ed erano stati rubati anche alcuni fari. Questa volta invece sembra definitivamente sparito. E a Messina invece è stato rivissuto con la rievocazione storica l'arrivo e l'omaggio dei Re Magi nel giorno dell'Epifania. Allora ci racconta tutto Francesco Triolo. Il giorno dell'Epifania, della Befana, ma anche dei Re Magi, Messina ha rivissuto a distanza di 5 anni dopo la sospensione per Covid la rievocazione storica della cavalcata dei Magi, il corteo di pastori, zampognari dei 3 Re Magi che sono entrati in piazza Duomo durante il suono dell'Ave Maria di mezzogiorno.
La prima edizione di questo evento, che richiama il racconto evangelico, risale agli anni '80, quando una grande folla salutò l'arrivo dei re venuti dall'Oriente presso la batteria Masotto, dove sbarcarono e proseguirono in corteo lungo le vie della città. Riproposta nel gennaio del 2020 e poi sospesa a causa della pandemia, l'amministrazione comunale ha accolto la proposta di riproporre questa iniziativa legata all'Epifania, curata dalle associazioni Tercio Vieio di Sicilia, Gruppo Rievocazione Storica di Mini San Pietro e Cocchieri e Grum di Messina, in collaborazione con padre Roberto Romeo, rettore della Basilica Cattedrale, nell'ambito del calendario delle manifestazioni natalizie organizzato dal Comune di Messina. Il corteo di pastori, pagi, palafrenieri e zampognari, nobili, dame messinesi, alabardieri, tamburini con preziosi abiti ricostruiti, seguito da Gaspare, Melchiorre e Baldassarre a cavallo, è partito da Piazza Unione Europea e ha percorso le vie del centro sino a Piazza Duomo e Largo San Giacomo per recarsi a rendere omaggio al presepe, allestito dagli studenti del liceo Seguenze dalla Basilica Cattedrale, nella galleria INPS in Piazza Immacolata di Marmo. Un momento di preghiera ha poi tenuto a raccolta tanti messinesi e curiosi, intrattenuti anche dal suono suggestivo della zampogna. E dopo queste belle immagini dei Re Magi noi ci fermiamo, una piccola pausa, poi ritorneremo per parlare di sport, di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di sport, di calcio, partiamo dal Catania che si è fatto rimontare nel giro di 2 minuti e perde in casa del Benevento, etnei sempre più lontani dalla vetta con la dirigenza che sul mercato deve trovare delle soluzioni. Il servizio di Marco Carli. I 2 minuti che decidono la partita del Vigorito, il 2-2 di Lanini subentrato e ancora decisivo e il 3-2 finale di Simonetti dopo una respinta corta di Farroni raccontano non solo la partita ma la stagione del Catania. Un'altra occasione, squadra in vantaggio con merito in casa della capolista e poi in 120 secondi ribaltone, fra errori e cambi infruttuosi. I cambi loro hanno determinato, i nostri cambi non hanno determinato come di solito. Questo bisogna fare mea culpa, perché noi abbiamo un organico che a prescindere chi gioca dall'inizio, chi subentra deve dare il suo apporto. Peccato, si diceva, perché i rossazzurri hanno coltivato e anche con merito la possibilità di cambiare la stagione, perché una vittoria al Vigorito avrebbe avuto questo significato. Dopo il vantaggio sannita con la Mesta, anche in questo caso chiare le amnesie rossazzurre, il Catania si è rifatto sotto con il solito inglese al suo 11° gol stagionale e in avvio di secondo tempo con il gran gol di Jimenez, una vera perla con relativa esultanza davanti agli 853 tifosi rossazzurri arrivati in Campania. La squadra di Toscano controlla, ma poi arriva il momento dei cambi. Escono Stoppa e dopo un affaticamento muscolare anche Jimenez. Nel Benevento entrano Lanini, Pinato e Acampora. Nel Catania fra gli altri D'Andrea, Di Tacchio e Verna. Bisogna fare delle riflessioni importanti, perché bisogna cambiare registro, perché non è possibile una partita così in controllo e meritatamente in vantaggio buttarla via così. La classifica riflette il valore attuale? La domanda è se il mercato di riparazione, che proprio a questo deve servire, potrà cambiare il futuro, che ora più che mai deve fare rima con programmazione. 0-0 invece tra Picerno e Trapani, occasione sprecata per la squadra di Capuano per quasi un'ora in superiorità numerica. Il servizio di Franco Cammarasana. Termina a reti inviolate il posticipo tra Picerno e Trapani, partita molto sentita tra le due squadre e subito nervosa. Per mezz'ora si è giocato più a calcio che a calcio. A farne le spese al 36esimo è stato De Ciancio del Picerno, che, già ammonito, commette un altro fallo su Benedetti e viene espulso. Il Trapani a questo punto mette il piede sull'acceleratore e al 39esimo Carriero esplode il suo sinistro che Summa devia in angolo. Al 44esimo Trapani ancora vicino al gol con una conclusione di Ciotti, respinta però dalla traversa. Nella ripresa, Trapani sempre propositivo in avanti, ma inconcludente in fase conclusiva. Capuano getta nella mischia anche Spini e Zuppel, ma il portiere Summa rimane inoperoso. L'ultimo tentativo dei Granata al 93esimo su un calcio di punizione. Angolo per il Trapani, ma l'arbitro fischia alla fine di una partita che nessuno voleva perdere e che il Trapani non ha saputo vincere.
E adesso cambiamo sport, parliamo di calcio a 5 e dopo lo scudetto la Meta Catania porta a casa anche la Supercoppa italiana nella finale giocata davanti al proprio pubblico. Il Napoli, l'avversario di giornata, è stato annichilito per 8-2. Il servizio. Un'altra vittoria, un'altra impresa davanti al pubblico estasiato del Pala Catania. La Meta vince, anzi domina la finale di Supercoppa con Napoli, un 8-2 che idealmente si collega al 2024 meraviglioso vissuto dai rossazzurri e incastona una nuova perla in un progetto vincente fatto di programmazione meticolosa. Sicuramente è un messaggio, ma abbiamo dimostrato che mantenendo il gruppo e con questo allenatore credo che abbiamo ancora più consapevolezza della nostra forza. Poi il messaggio arriverà ad aprile-maggio, con i playoff sarà un campionato a parte, lo sappiamo tutti. Oggi abbiamo fatto bene a fare queste scelte, io sono felice e mi godo questa vittoria qua. Applausi alla società dunque, ovviamente alla squadra e all'allenatore che in campo disegnano perfezione. Il capitano Musumeci, ma anche Boccao, Turmena, Gianluca, ne citiamo alcuni ma sono tutti protagonisti. L'avversario è forte ma la Meta lo annichilisce con un 5-1 nel primo tempo per poi andare oltre nella ripresa 7-1, curiosamente lo stesso risultato con cui gli Etnei avevano battuto Lecco in semifinale in una Supercoppa autenticamente stravinta. La finale si conclude invece 8-2, poco cambia, mentre si arricchisce la storia di un club serio che sta facendo la differenza conquistando il pubblico con l'attenzione necessaria per la gestione di una società sportiva, tutti meriti importanti che Scudetto e Supercoppa certificano una volta di più. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi auguriamo un buon proseguimento di serata e vi ringraziamo per averci seguito.